Sindaco Pizzoli, parliamo dell'incontro che avete avuto ieri in prefettura con il commissario Caterino. Che impressioni ha avuto, Sindaco? Ma l'impressione è stata positiva, devo dire che il tavolo prefettizio, partiamo da lì, quello del nostro prefetto Di Nuzzo, che è sempre stato un tavolo propositivo, un tavolo di lavoro efficace, come vi ricordate è iniziato a giugno dello scorso anno, dove abbiamo dato per la prima volta l'allarme di questa situazione che poi piano piano nel tempo è diventata non drammatica, direi di più. Questo l'abbiamo ribadito nel tavolo ieri del commissario, il commissario che conosce il territorio, che ha voluto iniziare il suo giro di conoscenza di tutti i territori colpiti dal granchio blu, perché naturalmente il commissario è nazionale e non è regionale o non è del territorio di Porto Tolle, ma ha voluto iniziare proprio dalla provincia di Rovigo, da noi, perché comunque un po' perché siamo l'epicentro di quello che è questo problema, questo terremoto che è il granchio blu, e un po' perché naturalmente appunto c'è anche la conoscenza territoriale. Avete avuto delle rassicurazioni e avete avuto anche un cronoprogramma per quanto riguarda l'intervento del commissario? Allora, infatti stavo arrivando qua, il commissario ha giustamente ribadito quelle che sono le sue linee di intervento programmatiche, deve mettere ancora il suo staff, il suo ufficio in piedi per essere poi anche operativo al 100%, ma si sta già muovendo in modo molto veloce. Chiaramente le questioni legate al suo intervento vedono la strada della cattura o comunque dell'abbassamento della curva di questo granchio. Infatti noi abbiamo ribadito l'importanza di finanziare la cattura e lo smaltimento del granchio, perché i pescatori così possono avere da una parte un reddito e possono essere i protagonisti di questo riequilibrio naturale, d'altra parte quello che riguarda le gabbie piuttosto che le attrezzature per la cattura e gli studi, perché metterà un po' insieme tutti i vari studi effettuati. Poi abbiamo chiesto che si faccia interprete di quelle richieste che stiamo facendo ormai da 12 mesi, da riportare al governo, anche se non sono un compito suo direttamente, ma che chiaramente ci ha già detto che si farà carico, che porterà naturalmente al Ministero, che riguarda l'abbattimento dei mutui, soprattutto quelli personali, il discorso legato ai contributi previdenziali, che è altro tema che stiamo dibattendo da diverso tempo, e poi c'è quel tema che è importantissimo per noi, che è la verificazione delle lagune. Ci sono dei fondi a disposizione, quell'accordo FNC Stato-Regione che l'assessore Corazzari ha ribadito più volte, questi 14 milioni a disposizione, magari per velocizzare quelle che sono le procedure, per mettere appunto in opera la verificazione, che rimane molto ma molto importante.